È la 53esima edizione del Premio al Merito. Confindustria tramite il gruppo Giovani organizza questo evento, è un evento molto importante perché andiamo a premiare le eccellenze del nostro territorio. Quest'anno sono 69 gli studenti che sono riusciti a raggiungere il traguardo dell'eccellenza nelle scuole superiori. Confindustria premia e ambisce a essere l'eccellenza di questo territorio, quindi era naturale che fosse proprio Confindustria ad andare a premiare questi giovani. A questi giovani l'obiettivo e il premio più importante sarà quello di rappresentare Mantova nella propria esperienza futura, nell'esperienza formativa per chi sceglierà di andare all'università e soprattutto nell'esperienza lavorativa, tenendo conto che comunque Mantova è una provincia che oggi esprime eccellenze imprenditoriali e che sicuramente può dare a loro lo spazio per poter crescere. Quello che vogliamo lasciare ai ragazzi oggi sono due messaggi importantissimi. Il primo è che il merito per continuare a conquistarlo nella vita non è sufficiente impegnarsi e far bene le cose, ma è necessario essere giusti, è necessario dare un senso e un valore morale a quello che si fa e un senso etico. Il secondo messaggio che vorremmo lasciargli è che si chiedano come possono fare ad essere così meritevoli da riuscire a creare nuovi posti di lavoro. Investire sugli studenti per me è investire anche nella speranza, oltre che nella concretezza del lavoro, anche perché abbiamo bisogno della loro esuberanza, abbiamo bisogno del loro fervore, anche perché è con queste armi secondo me che si esce da un impasse dove purtroppo ci troviamo e quindi ben vengano gli studenti migliori. Io studio Lingue e Commercio a Verona, perciò mi piacerebbe rimanere nell'ambito aziendale, quello sicuramente, e magari lavorare nel settore import-export. Essere molto determinata e affrontare qualsiasi sfida con forte determinazione, perché questo mi aiuti a raggiungere gli obiettivi che mi pongo. Per me la risorsa fondamentale appunto sono i miei compagni, sono sempre stati e saranno coloro che mi porteranno avanti a sostenere il mio sogno e quindi approfitto per ringraziarli. Penso che l'Italia mi abbia insegnato molto e soprattutto mi ha insegnato il valore che è quello del lavoro, lavorare tanto, e penso il mio sogno un giorno è di ritornare nel mio paese natale, in Albania, paese in cui sono nato e la cui lingua parlo, e portare questo valore molto importante, ovvero il lavoro. È un premio al merito, ma è un premio a un impegno a restituire quello che è un premio che i ragazzi ricevono dopo anni di appunto studi e anche di attività che hanno svolto nella loro comunità, nelle loro scuole, ma è un dovere da restituire questo merito alla loro comunità, e cerco di dare ai ragazzi uno stimolo a come restituire questo merito nel lavoro che andranno a fare, nella scelta universitaria che faranno e nel loro futuro. Non è certamente l'università che fa la differenza in una persona, in un futuro imprenditore, in un futuro manager, in una futura persona, ma è senz'altro come lo si fa, quindi un bel respiro e la scelta poi sarà quella giusta.